Sono Carlo Rossi, la mia ditta si chiama Carlo Rossi Impianti Elettrici. L'ho aperta nel 1998, per cui sono più di 26 anni. Collaboro con un dipendente da circa 21. Ho avuto vari stagisti nel corso del tempo che vengono dal mondo della scuola. Poi c'è stato 2 o 3 anni che ho avuto un altro dipendente, per cui eravamo in 3. Ho scelto di diventare maestro artigiano prevalentemente perché no. Mi sono avventurato in questa esperienza che ho trovato molto interessante e anche per dare, come dire, un titolo alla mia attività. Il Confartigianato l'ho conosciuto penso all'inizio quando ho aperto l'attività. Ho frequentato diversi corsi, quello fondamentale per me che mi ha veramente cambiato è stato quello sulla qualità, come analizzare i processi lavorativi all'interno di un'azienda e volendo anche poi portarli nella vita di tutti i giorni. E da lì in avanti ho continuato a tenermi aggiornato con i corsi che la Confartigianato ha fatto e sta facendo, tra cui anche l'ultimo, per dire, dopo il corso di maestro artigiani sto facendo il corso di Artigiani Senza Frontiere. E quindi artigiani sempre sul pezzo.